Salve a tutti, siamo da Vicenza Più TV, il nostro studio, e abbiamo ospite stasera Alfredo Belluco. Buonasera. Alfredo Belluco chi è? È il presidente veneto di Confedercontribuenti, conosciutissimo in quest'area ma non solo, perché fa battaglie contro le banche che applicano interessi di usura ai clienti, ma avremo modo di parlare. Si sta occupando logicamente anche del problema dei soci delle banche venete, ma poi capiremo come, perché ha una filosofia un po' diversa da quelle solite. Allora, un piccolo flash. Lei nasce fotografo, mi ha detto, no? Certo. Dopodiché si occupa di fare la lotta all'usura. Come? Non solo la lotta all'usura, io mi sono reso conto già 30 anni fa che le banche mi derubavano in una maniera o in un'altra, sia come famiglia che come azienda, e naturalmente ho iniziato la battaglia contro una grande banca, non contro una banca di credito cooperativo. L'ho sconfitta in tutti i gradi di giudizio, quindi ho accumulato un certo bagaglio culturale e ho messo a disposizione questo mio sapere, diciamo, per aiutare quelli che si sono trovati e si trovano nelle mie stesse condizioni, con un discreto successo, devo dire. Diciamo che è più che discreto, questa volta è stato modesto, ma ne parleremo. Allora, tutti oggi parlano, specialmente in Veneto, dei problemi delle centinaia di migliaia, 218.000, uno più, uno meno, dei soci, gran parte dei quali erano risparmiatori che hanno sottoscritto azioni di cui non conoscevano la vera essenza di rischio, per cui c'è una battaglia in corso che vede purtroppo divise anche le associazioni fra di loro, che secondo me dovrebbero essere più unite per sostenere i soci che devono rientrare dai loro risparmi, ma stiamo facendo una battaglia per cercare di rientrare di quello che hanno dato alle due banche, senza essere ben informati delle condizioni che avevano. Lei dice, questa è una battaglia giustissima a favore dei creditori delle banche, perché sono quelli che hanno prestato soldi e sarebbe normale che li avessi indietro, perché non hanno sottoscritto capitale di rischio, ma hanno dato dei soldi a delle banche le cui condizioni erano ben diverse da quelle. Dice, mentre io mi occupo, pur d'accordo con questa battaglia, anzi è lecita, io mi occupo di far recuperare soldi ai debitori delle banche che hanno dei debiti non giusti. Ecco, spieghi un pochettino il concetto. Allora, le banche, tutte, non solo Popolare Vicenza e Veneto Banca, sottolineo tutte, dalla più piccola alle più grandi, hanno nel corso dei decenni, ma prevalentemente negli ultimi 22 anni, applicato spese, interessi, commissioni, oneri, anatocismo, ovvero la capitalizzazione degli interessi sugli interessi vietata dal nostro codice civile, che sommata assieme, molto spesso, quasi sempre, come diceva il direttore prima, supera il tasso soglia di usura. Quando viene superato il tasso soglia di usura, il nostro ordinamento prevede che il contratto diventa invalido e non è dovuto nulla al di là del capitale prestato, e questa è la condizione civilistica. Poi c'è la condizione penale, che è un'altra cosa. A noi interessa prevalentemente la situazione civilistica. Noi vogliamo pagare il giusto. Se la banca ha sbagliato, e la maggior parte delle volte lo ha fatto e continua anche a farlo, nonostante tutti i chiarimenti giuridici, su questo ci sono 25.000 sentenze. Ogni anno vengono fatte 100.000 transazioni con le banche e ci sono in corso circa 500.000 di cause. Come ho detto, noi ne abbiamo vinto per esempio una importantissima il 24 agosto, quindi una ventina di giorni fa, dove abbiamo dimostrato, non con una banca qualunque, con la Cassa di risparmio del Veneto, Intesa San Paolo, una banca che gira 800 miliardi di euro l'anno, che ha imbrogliato, truffato, usurato un cliente, e noi abbiamo motivo di credere che l'abbia fatto con tutti o quasi tutti i clienti in un particolare periodo storico. Come si aggancia questa lotta contro l'usura delle banche, non l'usura in nero, no? Perché le banche dovrebbero eliminare gli usurai
gli usurai, quelli che prestano a strozzo, ma qualche volta, dico qualche volta, diventano lo stesso usurai. E altrimenti non esisterebbe il tasso usuraio. Allora, come lega questa battaglia alla battaglia per tutelare chi ha degli NPL? Spieghi intanto cos'è NPL e dove si collegano le due cose. Allora, i clienti della Banca Popolare di Vicenza molto spesso per avere un finanziamento erano costretti o anche Veneto Banco e anche altre banche, comunque, queste due in particolare. Sì, siamo in provincia di Vicenza, ho nominato questa, ma non solo Popolare Vicenza Veneto Banca, ci sono anche altre banche, anche banche di credito cooperativo che chiedono una compartecipazione di azioni per avere il finanziamento. Perfetto, torniamo, io l'ho un po' distratta. Quindi chiedono una, per esempio, facciamo un'ipotesi, vuoi 100.000 euro? Bene, me ne devi acquistare 5, 10, 15, 20 di azioni che vanno a rinforzare il capitale della banca. Ma tu non sei più debitore di 100.000 euro, diventi debitore di 105, 110, 120, nel caso specifico che accetti questa cosa qui. Nel caso dei clienti di Veneto Banca che hanno dovuto sottostare a questo diktat da parte della banca, si sono ritrovati molto spesso, quasi sempre, ad avere il finanziamento che naturalmente dovevano restituire, ma anche la quota parte delle azioni che hanno dovuto acquistare. Quindi nel momento stesso che hanno ricevuto il finanziamento di 100.000 euro, ne devono dare indietro 120, perché il valore poi delle azioni si è azzerato. Quindi spieghiamo, già hanno capito, ma i clienti di una banca, Veneto Banca, piuttosto che Popolare di Vicenza, piuttosto che altre banche, ma qui concentriamoci su queste venete, sono andati in banca, avevano bisogno di un prestito per comprare casa, per un capannone, per quello di cui avevano bisogno, di 100.000 euro, facciamo un caso, l'hanno fatto anche per meno, anche per 10.000 euro, e la banca ha detto io ti do il prestito, magari lo do anche a condizioni particolari, però ti presto più soldi, ma quei soldi in più che rimangono tuo debito, tu compri azioni della banca. Questo è chiaro. Quindi questo, e alla fine, siccome sappiamo tutti cosa è successo, le azioni sono azzerate e questi clienti, spesso sono anche clienti da 10.000 euro, quindi magari l'impiegato, l'infermiere che ha chiesto un piccolo prestito, l'artigiano da 100.000, si trovano col prestito da restituire e quello che volevano è giusto che venga restituito se i tassi sono giusti, altrimenti si va in usura, ma si trovano a dover restituire un denaro che avevano preso per comprare delle azioni il cui valore però nel frattempo si è azzerato, giusto? Certo, ma siccome questo è anche tra l'altro vietato dall'articolo 2358 del Codice Civile, c'era già un illecito in questa operazione. Comunque al di là di questo, poi ci sono anche altri casi dove persone sulla base delle loro azioni, e qui cito Goretta Rancan perché bisogna citarla, avevano 50.000 euro di azioni, gli serviva 35.000 euro per andare a fare dei lavori di casa. Cosa ha fatto la banca? Ha tenuto duro, nel senso che non diceva dai stanno arrivando, ce le voleva vendere queste azioni per poterle utilizzare per i lavori di cui aveva bisogno. Certo, e la banca invece, naturalmente noi abbiamo le prove di tutto quello che stiamo dicendo, non ha erogato il valore delle azioni, ha erogato però un finanziamento di cui Goretta purtroppo non aveva la possibilità di negare, e adesso si trova con un debito azzerando le sue azioni, perché le sue azioni si sono completamente azzerate. I 35.000 euro sono diventati 40.000, di cui una parte li ha anche pagati, che non doveva pagarli, perché se ascoltava me non pagava neanche quelli. E adesso, secondo quello che dicono loro, il frutto di due truffe, perché la truffa è stata quando ha portato i soldi in banca e ha detto mi raccomando che il capitale sia garantito, anche perché è frutto del lavoro da emigrato di mio papà in Germania, e quindi le hanno fatto una truffa dicendo che era solvibile. Due, la seconda truffa quando è andata a chiedere i soldi e non glieli hanno dati, e a loro volta gli hanno dato un finanziamento che naturalmente non poteva essere un finanziamento solvibile, perché era garantito dalle azioni che poi naturalmente si sono azzerati. Quindi voglio vedere in faccia chi va a chiedere il frutto di due truffe. È per quello che io mi accaloro quando succedono queste cose qui, perché poi dimostriamo, non solo in questo caso, che il debito non c'è. Addirittura in
povero, martire, suicida, abbiamo dimostrato il contrario, che non era la sua azienda che era debitrice di circa 94.000 euro nei confronti di 2 banche, ma addirittura creditrice nei confronti di queste 2 famigerate banche padovane per circa 300.000 euro complessivi. Quindi di che cosa stiamo parlando? Quando si parla di NPL o ecco, crediti deteriorati, NPL, Alfredo, cosa sono gli NPL? ecco, gli NPL sono i cosiddetti crediti deteriorati Not o performing crediti loan, marci. quindi quelli crediti che non hanno performance, quindi che non sono recuperabili. Ecco, che praticamente il presunto debitore, io dico sempre presunto debitore, non ha più la capacità di tenere il passo con i propri pagamenti e va in sofferenza e dopodiché viene chiesto l'incasso, che può essere sia un mutuo, un finanziamento, Può essere, un una, conto può essere corrente. una casa che ha acquistato col mutuo, può essere un capannone. Certo, il problema è che qui siamo di fronte veramente a un mare magnum, stiamo parlando di circa 350 miliardi di euro per un numero di presunti debitori di circa 9 milioni e 700 mila. Questo è a livello nazionale, quindi Sì, a ci livello- sono 350 miliardi di crediti in sofferenza, chiamiamoli così, Sì. per usare un termine più, anche se poi lì ci sono delle categorie diverse, ma Certo. diciamo crediti in sofferenza, Sì. oppure crediti a rischio, sono varie categorie Sì. che questi presunti debitori dovrebbero restituire alle banche. In certi casi sono debiti veri, Certo. in altri casi non lo sono, Certo. e sono 350 miliardi che gravano su 9 milioni di persone. Certo. Per le 2 banche venete, io ho letto e ho scritto, di conseguenza, in Sì. base ai dati, che parliamo di 18 miliardi di NPL, Sì, 18 di miliardi, 900 di cui le banche, nel caso specifico, poi approfondiamo l'argomento, che poi è l'SGA, è la società di gestione attività, che è la società dello Stato, che ha preso in carico i crediti in sofferenza della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, dovrà recuperare questi soldi, Sì. ma intanto chiede ai clienti di rientrare. Rientro. Se non rientrano va a pignorare, usiamo il termine tecnico, Certo. normale, gli va a pignorare casa piuttosto che il capannone. Sono 18 miliardi. Certo. Cosa significa questo qui? Allora, il problema è questo qui. Noi diciamo, ma lo diciamo non solo per gli NPL, i crediti deteriorati marci, noi li chiamiamo crediti marci gonfiati e farlocchi, per un semplice motivo, che abbiamo motivo di credere e di affermare che circa l'80% di questi crediti sono inesigibili, che sono contestabili, perché non parliamo di crediti, quelli da 1 milione, 2 milioni, 50 milioni, 500 milioni di euro, che sappiamo benissimo che chi li ha ricevuti molto spesso non ha dato una garanzia sottostante e quindi sono difficili da riscuotere. Ma nel momento stesso che i crediti presunti tali, NPL, sono di importo medio-basso, stiamo parlando di quelli sotto i 100.000 euro Sì, prevalentemente. 10.000, 100.000, vai. Ecco, pensate che solo su Veneto Banca Popolare di Vicenza, in mano alla SGA, la società di gestione delle attività di proprietà del Tesoro, sono 21.054 aziende, solo aziende. Che sono artigiani, immagino, piccole imprese. È chiaro, sotto 100.000 chi vuoi che abbia questi presunti debiti. E il problema è questo qui. Che 21.000 aziende, hai anche il dato, dei privati? I privati sono 112.000, Solo di queste 2 banche? solo di queste 2 banche. Quindi parliamo di una area interessata di quasi 150.000 persone. Beh, insomma, direi anche qualcuno in più. Comunque non ha importanza. Quello che conta è che noi diciamo che bisogna analizzarli questi benedetti NPL, uno per uno, che siano, perché come ho detto prima, 9 milioni e 700 mila riguardano molto spesso anche le carte revolving e le carte di credito con poche migliaia di euro di insolvenza, chiamiamola pure così, ma non sono quelli che a noi interessa, sono quelli che possono andare a incidere sulla economia e sul tessuto produttivo, specialmente del Veneto, perché nel momento stesso che tu banca o SGA o recuperatore del credito vai a chiedere un credito che non è dovuto, non è lecitamente pattuito o addirittura frutto di truffe e usura, e qui stai mettendo a repentaglio tutto il tessuto economico del nostro amato Veneto e della nostra amata Italia. È per quello che adesso noi vogliamo contestare a quelli che vengono a chiedere, e non perché lo dico io, lo dice una sentenza di Cassazione di novembre del 2017,
il reato di estorsione, perché se tu mi vieni a chiedere il frutto di una truffa, o meglio ancora di un'usura, tu commetti un reato che si chiama estorsione, tu non lo puoi fare. Come fai a agire in giudizio oppure fammi un decreto ingiuntivo con la controfirma del giudice se il credito presunto è frutto di un reato, anzi di due magari? Ecco, chiudiamo con altre due domande e poi ci siamo, poi magari ci risentiamo perché è un argomento che non si completa in pochi minuti. Sì, grazie. Ecco, c'è un doppio svantaggio adesso per i soci delle due banche venete che non hanno più una banca, quelli che sono rimasti in capo alle due banche in liquidazione, perché quelli che sono passati sotto intesa hanno altri tipi di situazioni, a volte positive, a volte problematiche, magari ci torniamo una prossima volta. Quelli che sono rimasti in capo alle due grandi banche in liquidazione si trovano a non avere più come interlocutore una banca, perché le banche sono in liquidazione, hanno come interlocutore una SGA che non può fare banca. Cosa significa questo? Che generalmente un creditore, un debitore, che sia esso un privato cittadino o un artigiano o una piccola impresa, generalmente quando ha delle difficoltà ma può ancora riprendersi, va a trattare una banca, si mette intorno a un tavolo, trova delle condizioni per poter restituire con delle condizioni che gli diano modo di farlo il suo debito. Oggi si trova di fronte a un muro perché l'SGA non è una banca, quindi l'unico compito dell'SGA è recuperare i soldi che sono dovuti, quindi non ha più neanche l'ancora di salvataggio. Vado dalla mia banca e anche se vado col capo chino, supponiamo che sia stato tutto regolare, trovo un modo per poter restituire nel tempo, loro si trovano un muro, non c'è nessuna alternativa, o restituisco oppure vado nella lista nera dei cattivi pagatori. Certo. Questo è gravissimo. Ecco, sì, io volevo fare un inciso su questa cosa qui. Fino a qualche mese fa anche la Regione Veneto era propensa a fare in modo che venissero anticipati dei soldi ai risparmiatori che erano stati truffati dallo Stato, che poi lo Stato, attraverso il recupero degli NPL, Potesse andasse a coprire questo prestito che veniva fatto. Ora ci potrebbero mettere 20 anni a recuperare. sì, quel tempo, ecco, quello. E poi bisogna vedere in che misura recupereranno, perché bisogna vedere come li recupereranno, ecco, perché io voglio vedere la firma, voglio vedere chi firma la richiesta di rientro, perché la richiesta di rientro deve essere fatta da una persona fisica che si assume la responsabilità di quello che firma. È per quello che adesso finora sono arrivate solo letterine gentili dicendo guarda che tu mi devi dare questi soldi, abbiamo il conto corrente, questo è l'IBAN, dacci i soldi. No signori, fate una richiesta perentoria di rientro e poi ci pensiamo noi perché non vi diamo un soldo se prima non abbiamo analizzato uno per uno i vostri presunti crediti. Ecco. Debiti, presunti debiti. Presunti. Crediti della banca e debiti del debitore. I vostri presunti crediti. Sì, giusto. Comunque non ha importanza, sono tutti dettagli. No, io voglio sottolineare questo. Qui corriamo il rischio, e l'ho detto anche prima, che qui salti per aria l'economia del Veneto. Qui c'è una sottostimazione e una sottovalutazione di quello che sta succedendo. C'è la gente che si ammazza, che fa anche l'omicidio, il suicidio, anche magari concordato, come pare sia successo qui una decina di giorni fa in provincia di Vicenza. Lo fa perché per motivi economici si impazzisce completamente. È per quello che noi proponiamo e abbiamo scritto a Luca Zaia di istituire un numero verde, non per dare supporto psicologico come quello che già c'è e mi fa piacere che ci sia, ma ci vuole un numero verde che vada a difendere economicamente e per motivi bancari tutti quelli che ne hanno bisogno. Il nostro numero verde, che ogni tanto appare in sovraimpressione, è a disposizione. Specifichiamo che è gratuito. È gratuito. No, quel nostro numero che abbiamo messo lì è per i nostri utenti, che lo leggano e decidono se vogliono chiamare. Ecco, è gratuito da tutta Italia, anche dai cellulari. No, anche da parte nostra, non l'abbiamo messo pubblicitariamente. Grazie. E quindi noi siamo del parere che se una banca o un recuperatore dei crediti ha diritto ad avere dei soldi, noi siamo i primi a darglieli.
Siamo i primi, perché io sono veneto, ci mancherebbe altro che non rispondessi del mio debito. Però deve essere analizzato. Noi abbiamo l'ardire e l'ardore di dire che circa 4 su 5 di questi presunti debiti, e stiamo parlando di milioni, pensate che solo Banca Ifis, che magari qualcuno dice niente, che è a Mestre, ne ha per 1.520.000 crediti presunti, per un totale di 13 miliardi di euro netti. Ma netti significa 150 miliardi, attenzione, perché molti non sanno che questi recuperatori li comprano al 3%, 6%, massimo all'8% e poi ci guadagnano del valore facciale. È chiaro che ci guadagnano, ma io non sono del parere che loro non ci devono guadagnare, perché hanno una struttura, hanno il personale che devono pagare e tutto quello che è. Quello che io non tollero intanto è il sistema che hanno di chiedere i soldi, telefonano tutte le ore del giorno, non parlo di questa banca perché naturalmente io faccio un discorso generale, ma lo devono chiedere anche in maniera corretta. Se tu hai un credito non può essere basato su un numero scritto su un computer come ci capita spesso di vedere. Tu hai un credito, gli diciamo, bene, dimostra come si è formato. Allora scusa, non ti diamo un emerito nulla, per non parlare male, perché se tu hai un credito lo devi dimostrare. L'articolo 633 del Codice di procedura civile dice che il credito deve essere certo, liquido ed esigibile e non può essere basato su un numero scritto su un computer. Tu devi avere la documentazione di come si è formato il credito e allora poi lo esaminiamo, vediamo se è vero che tu avanzi quei soldi e poi te li diamo, oppure stralciamo eventualmente quello che è il tuo presunto, sottolineo presunto credito. Perfetto, abbiamo capito una serie di cose, speriamo che in tanti la ascoltino, la vedano, torneremo sull'argomento, noi già da tempo l'abbiamo affrontato, ricordiamoci nel piccolo che soltanto le due banche venete si portano appresso 18 miliardi di NPL che verranno venduti probabilmente a delle cifre esigue a chi ci farà un business sopra. Qui ci verrebbe a fare la domanda, ma poteva farlo lo Stato, no? Direttamente, più recuperava, meno il debito verso lo Stato. Comunque vabbè, sono discorsi ancora più lunghi, però faccio soltanto notare questa cosa. L'SGA nasce come società di gestione attività per recuperare i crediti di Banco di Napoli, che era stato assorbito da Banca Intesa, tanto per cambiare, dico assorbito per... Ecco. Quindi SGA nasce come privata e ha impiegato 20 anni circa, quel numero a caso, non era tanto a caso, per recuperare i crediti difficili di Banco di Napoli e ha fatto anche su un lavoro con cui è rientrata abbastanza dei capitali. Poi SGA in questa occasione è stata ceduta da Banca Intesa per 600.000 euro. Per 600.000 euro allo Stato, il quale quindi SGA è la mano con cui lo Stato si fa carico di questi crediti, però SGA li mette a bilancio al valore di cessione, poi li cede alle banche, chiamiamole d'affari. SGA come si finanzia? Emettendo obbligazioni su questi crediti suoi, presunti sia come crediti come... E cosa viene fuori? Ma qui non è che non la faccio rispondere, ma può anche dirlo, però viene fuori, me l'ha ricordato lei prima, ma lo sappiamo, ma ricordiamolo, che con le obbligazioni che l'SGA emette, quindi incassando soldi da altri clienti che le sottoscrivono, vantando come possibile capitale quello che recupererà dai debiti presunti dei veneti, delle due banche venete, cosa fa? Ha acquistato, poco tempo fa, più del 5% di Carige. Allora, questo qui è un discorso che farebbe tanto pensare. SGA, per conto dello Stato, consente ad alcuni di speculare sui debiti, sui crediti. Si finanzia chiedendo soldi al mercato, non può fare banca, quindi non può ridiscutere con i propri clienti le condizioni, ma nel frattempo i soldi che prende su prestito li dà per finanziare Carige che hanno altre banche in crisi. È un sistema che forse non funziona a Belluco, o meglio, funziona bene per il sistema, non funziona per i risparmiatori. Allora, una brevissima conclusione, poi... Brevissima, non potrei... cerco di farlo più breve. Allora, per il recupero di crediti NPL del Banco di Napoli, la SGA ha avuto la fortuna, tra virgolette, che c'è stata la bolla
speculativa sul mercato immobiliare. Quindi le garanzie che c'erano a suo tempo hanno inciso in maniera preponderante su quello che è stato il recupero del credito. In senso positivo, cioè il valore è cresciuto. Sì, perché naturalmente se il credito era garantito da palazzi, è chiaro che i valori dei palazzi sono cresciuti, quindi è stato più facile andare un affarone. Al contrario, è la questione dei crediti deteriorati NPL delle banche venete, perché hanno subito l'esatto contrario. Il valore degli immobili praticamente si è dimezzato in circa 10 anni più o meno, e quindi andare a recuperare e mettere sul mercato centinaia di migliaia di immobili, stiamo parlando veramente di centinaia di migliaia di immobili, non solo di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, naturalmente fa abbassare il prezzo, e quindi quando si va all'incasso di questi presunti crediti è chiaro che se prima era stato erogato per esempio 100.000 euro con una garanzia ipotecaria di 200.000 euro, se il valore dell'immobile si è dimezzato, all'asta vale 50, e quindi quando si va a recuperare non si recupera tutto. Quindi tutte le varie affermazioni che sono state fatte a suo tempo anche dal vice segretario Baretta eccetera, che veniva recuperato l'80-90%, assolutamente no signori, non verrà fatto questo, e comunque l'arco temporale sarà talmente lungo che non sarà né semplice né facile da parte di quelli che andranno a recuperare, anche perché prima non c'era la legge sull'usura. Quando ha recuperato SGA per i crediti di Banco di Napoli non c'era la legge sull'usura, adesso c'è la legge sull'usura che è entrata in vigore dopo che SGA ha iniziato il recupero dei crediti di Banco di Napoli, e quindi noi abbiamo motivi validi per contestare praticamente quasi tutti i crediti. È per quello che noi diciamo signori, fateli analizzare, non abbiate, noi lo facciamo gratuitamente ma non ha nessuna importanza, ci sono anche altri che lo fanno. Non pagate se prima non avete esaminato il vostro credito, opponetevi, il decreto ingiuntivo può essere opposto entro 40 giorni dal momento che vi arriva, e non fatevi trovare impreparati, perché quando il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo non si può più fare nulla, non so se sono chiaro, perdete tutto. Ci vorrebbe oltre alla pace fiscale anche un po' di pace economica, insomma. Certo. Alfredo Bellucchi, io la ringrazio tantissimo, sono sicuro che ci rivedremo, che penso che sarà interessante l'argomento, anche se è interessante tristemente, perché non è un argomento che riguarda le famiglie, le persone e l'economia in generale. Abbiamo focalizzato sul Veneto, ma questo è un problema che è molto più ampio, e temo che con le crisi bancarie, che non sono tutte finite, anzi vedi Carige, vedi altre banche, purtroppo questo problema andrà affrontato probabilmente non soltanto a livello di singoli, e sono d'accordo con lei, non chinare il capo, specialmente se uno sente di aver ragione, perché il disonore deve averlo chi ha truffato, non chi ha subito la truffa, quindi non chinare il capo, ma se fosse possibile un'azione di sistema per dire: caro Stato, ragioniamo un attimino insieme su questa bomba finanziaria che sono gli NPL drogati, e forse ne avrebbe vantaggio il sistema dei cittadini, non il sistema finanziario, che è quello che ci sta opprimendo. La ringrazio, perché se do la parola a lei, tra me e lei è una bella gara, chi parla di più. Volevo dire l'unica cosa, lo Stato su questa cosa qui non solo non parla di NPL su come si possono contestare, ma addirittura attraverso le GACS, ovvero le garanzie sui crediti a sofferenza, garantisce gli NPL. Sì, rendete conto? Ci torniamo, questo è un argomento troppo importante per non tornarci su. Ci torniamo, perché anche le GACS, detta così, ecco una cosa, voi ci conoscete, tutte le volte che sentite in finanza e economia un termine inglese, preoccupatevi, c'è la fregatura sotto. Vi ringrazio, buonasera, alla prossima.